Bene, buongiorno a tutti, grazie Presidente dell'opportunità di presentare questa nota che parla di regole di deroghe nel rapporto fra il nostro Paese e l'Unione Europea. Le regole riguardano l'intera Unione Europea, quindi 28 Paesi ad essa aderenti, però l'approfondimento riguarderà l'Eurozona, che accomuna 19 Paesi nell'accettazione di una moneta unica. Le regole che esaminerò nascono in tre momenti cruciali della costruzione europea e sono notoriamente incluse in tre fondamentali accordi fra gli Stati membri: il Trattato di Maastricht del 1992, il Patto di stabilità e crescita del 1997, il Fiscal Compact del 2012. Il Trattato di Maastricht prefigura l'unione monetaria e stabilisce le regole per entrarvi. Sul piano politico, esso riflette e realizza la decisione degli Stati europei, Francia in primis, di consentire l'unificazione tedesca a condizione che la Germania riunificata si leghi in modo irreversibile all'Europa. Sul piano economico, il trattato esprime la volontà di sviluppare il mercato unico appena approvato, o forse di salvarlo, con il passaggio alla moneta unica, vista come strumento di trasparenza e di corretta competizione tra le imprese europee, eliminando la cattiva pratica delle svalutazioni competitive da parte degli Stati membri. Esso prevede nel 1999, siamo nel 92, l'introduzione dell'euro quale moneta di conto accanto alle monete nazionali e nel 2002 la circolazione esclusiva della nuova moneta comune. Per entrare nell'Eurozona uno Stato doveva esibire un prolungato periodo di bassa inflazione, bassi saggi di interesse, un deficit pubblico inferiore al 3% del prodotto interno lordo, l'assenza di svalutazione, oltre che esibire un debito pubblico non superiore al 60% del PIL. Quest'ultimo requisito trasformato in impegno tendenziale per consentire l'ingresso di Belgio e Italia, che allora avevano un debito pubblico più che doppio rispetto alla soglia. Nel 1997, cioè in prossimità dell'avvio dell'Eurozona, i Paesi pronti a entrarvi, rinunciando alla propria sovranità monetaria a favore della nuova Banca Centrale Europea, promuovono l'adozione nell'Unione Europea, ma con particolare riferimento ai Paesi dell'Eurozona, delle regole da seguire a regime nella gestione della finanza pubblica. Questa rimane infatti nelle competenze nazionali e tuttavia deve rispondere a una qualche disciplina comune per consentire l'ordinato sviluppo dell'Unione. Il Patto di stabilità e crescita entra in vigore il 1 gennaio 1999 in concomitanza con l'avvio dell'euro ed esso codifica come regole permanenti i due vincoli di bilancio visti già in Maastricht: disavanzo pubblico non superiore al 3% del PIL e debito pubblico non superiore al 60% del PIL. In caso di inosservanza scatta una procedura di infrazione che prevede sanzioni, ma che non verrà applicata, ricordiamo per inciso, nel 2003 a Francia e Germania responsabili di sforamento del limite di deficit. E per quanto riguarda la politica monetaria, lo statuto della nuova Banca Centrale Europea, sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione, impone che essa assuma come obiettivo la stabilità dei prezzi. Solo fatto salvo tale obiettivo, essa potrà sostenere le politiche economiche generali dell'Unione, fra le quali lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Di fatto non c'è dubbio che la BCE sia stata vista da tutti come l'erede a livello europeo della Bundesbank, tesa solo ad evitare quello che per note vicende storiche rappresenta l'incubo peggiore per la società tedesca, ossia l'inflazione, lasciando interamente alla politica di bilancio, cioè a Parlamento e Governo, il compito di affrontare il problema della produzione e dell'occupazione. È un modello questo della Banca Centrale teso unicamente ad assicurare la stabilità dei prezzi, che vanta anche autorevoli difese teoriche, poiché è facile trovare l'aggancio con la cosiddetta Costituzione monetaria predicata da Milton Friedman e dalla sua scuola di Chicago.
Ma certo non è l'unico e nemmeno il più diffuso modello di banca centrale. Nella grande maggioranza degli Stati, infatti, la banca centrale si sente corresponsabile con il Parlamento e il Governo di ambedue gli obiettivi, stabilità dei prezzi e occupazione, come è esemplificato in modo evidente dal comportamento della Federal Reserve americana nella presente crisi. Ma il modello tedesco, con i suoi ottimi risultati, era l'unico accettabile per la Germania, che mai avrebbe abbandonato il marco per una moneta meno sicura. Sono personalmente convinto poi che il modello BCE sia stato desiderato e non subito anche da altri Stati, pur abituati al modello nazionale alternativo. All'inizio dell'Unione monetaria, infatti, non era certo incrollabile la fiducia reciproca fra gli Stati sul rispetto delle regole di bilancio. È quindi intuibile che il timore di dover piegare la politica monetaria comune ai problemi di cattiva gestione della finanza pubblica di qualche Stato membro inducesse a preferire il modello tedesco dell'obiettivo unico della stabilità dei prezzi. È solo da poco tempo, dopo anni di crisi, che cresce la coalizione degli Stati a favore di una banca centrale che si occupi anche dell'occupazione e della crescita al pari della Federal Reserve. Va poi ricordato che il rigore della BCE verso la stabilità dei prezzi ha subito qualche allentamento. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale ha infatti adottato come obiettivo primario non l'inflazione zero, ma il target dell'inflazione su, virgolette, livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio periodo. Il 2% pare poco, ma se estrapolate nel lungo periodo significa che si accetta una cosiddetta inflazione strisciante, quindi una controllata perdita di valore della moneta. Tornando alla recente storia dell'Eurozona, si sa che l'euro, questa moneta senza Stato, si comporta benissimo nei primi anni di vita, mettendo i paesi aderenti al riparo dalle tempeste valutarie, facendo progredire il mercato unico europeo grazie alla maggiore trasparenza dei prezzi comparati e regalando ai Paesi membri con alto debito la grazia di un basso tasso di interesse. Al contempo, eliminando le svalutazioni competitive da parte dei singoli Paesi membri, esso impone di mantenere la competitività economica mediante il continuo aumento della produttività del lavoro, da realizzarsi attraverso la flessibilità del mercato del lavoro, lo sviluppo dell'informatica e della telematica, la crescita e la riorganizzazione dell'export, gli investimenti in capitale fisico e in capitale umano. Come è noto, non tutti i Paesi membri assimilano questi concetti. L'Italia lascia aumentare contro ogni dichiarato proposito la spesa pubblica corrente, mentre lo squilibrio pensionistico viene attaccato con molta gradualità e solo nel 2012, con la riforma Fornero, può dirsi sanato. L'Italia spreca così l'occasione del basso saggio di interesse che le avrebbe consentito di intaccare il debito stesso e realizzare le necessarie riforme e le necessarie politiche di investimento. In Spagna, Portogallo, Grecia e Irlanda, l'afflusso di capitali provenienti dalla Germania e dagli altri partner con bilancia dei pagamenti in attivo va ad alimentare una bolla speculativa sul fronte immobiliare che deflagrerà nel 2010, aprendo la fase più acuta della crisi dell'Eurozona. Il primo test politico ed economico dell'Eurozona è rappresentato dalla crisi greca di fine 2009, quando si scopre uno squilibrio della finanza pubblica che rende manifesta la situazione di insolvenza di quel paese. Si discuterà in eterno sulla preferibilità del fallimento pieno e immediato della Grecia rispetto alla via del salvataggio, sia pure parziale, che alla fine viene adottata dall'Europa e dal Fondo Monetario Internazionale. Un salvataggio tardivo e impacciato, anche a causa dei conti pubblici truccati della Grecia che accendono l'ostilità dell'opinione pubblica nei paesi forti dell'Eurozona. Ma alla fine, grazie agli aiuti esterni e grazie alla ristrutturazione del debito pubblico che implicano un parziale default, la Grecia resta nell'euro. Nel frattempo si scatena la speculazione finanziaria internazionale contro l'Italia, vacillante sotto il peso di un enorme debito pubblico, nonché contro gli altri paesi mediterranei e l'Irlanda che il debito pubblico inizialmente lo avevano basso e poi lo hanno fatto lievitare nel salvataggio del proprio sistema bancario.
Tutti questi paesi subiscono un brusco e alla lunga insostenibile aumento dei tassi sul debito sovrano. Tornano così nel dibattito politico le tesi sulla inutile difesa dell'euro. E se sono così sintetizzabili, l'Eurozona è un'area eterogenea sul piano della struttura economica e quindi è soggetta a shock esterni differenziati, come dimostrato dalla situazione in essere. Ma la teoria insegna che un'area eterogenea può conservare la moneta unica, in presenza appunto di shock differenziati che colpiscono solo alcune parti, quando alcuni degli Stati membri vanno in crisi, solo se può contare su un adeguato flusso di sussidi dagli Stati forti a quelli in crisi o su un adeguato flusso di trasferimenti di lavoratori in senso inverso. In Europa non c'è il flusso di trasferimenti tipico dello Stato federale, non c'è la forte mobilità che invece è comune negli Stati Uniti d'America, quindi mancando ambedue le condizioni l'euro non può sopravvivere. Sono in effetti 18 mesi drammatici che in Italia portano alla caduta del governo Berlusconi, ma l'euro sopravvive. Sopravvive grazie alla politica della Banca Centrale, dove Draghi, incurante della dissidenza della Bundesbank ma forte dell'appoggio evidente, anche se non dichiarato, di Angela Merkel, rende disponibili alle banche ingenti fondi con cui esse possono acquistare i titoli del debito pubblico, proprio a riconoscimento del connubio appena menzionato fra stati in crisi e loro sistemi bancari, che prefigurava la scelta drammatica tra salvataggio o condanna degli uni e degli altri insieme. Poi nel luglio 2012 Draghi dichiara solennemente la difesa illimitata dell'euro da parte della BCE. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro, and believe me it will be enough, è una frase ormai consegnata alla storia, che basta contrastare efficacemente la speculazione e ad avviare la discesa dei tassi di interesse dei paesi a rischio di insolvenza. Sul fronte istituzionale la crisi porta alla creazione, attraverso varie forme tecniche che qui ignoriamo, di uno strumento forte di intervento quale il cosiddetto Fondo Salva Stati. Porta alla maggiore interferenza europea sulle politiche nazionali degli Stati aiutati e alla decisione di affidare alla Banca Centrale la vigilanza sulle 130 maggiori banche europee, in modo da assicurare i depositanti in euro in tutti i paesi dell'Eurozona. Porta infine alla revisione del Trattato di Maastricht con l'adozione del Fiscal Compact, il nuovo patto fiscale che illustrerò tra poco. Unito al rafforzamento nel frattempo intervenuto del ruolo del Parlamento e del Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, tale insieme di innovazioni segna un avanzamento nel processo di costruzione europea e sembra dare ragione alla profezia di Jean Monnet, che prefigurava un'Europa non già creata d'emblée sulla spinta politica e coesa di tutti i popoli, ma un'Europa che faticosamente andava avanti, spinta e forgiata dalle crisi. È un avanzamento tuttavia con un costo sociale altissimo, rappresentato da recessione e disoccupazione senza precedenti, in particolare tra i giovani nei paesi sottoposti alla cura del risanamento dei conti pubblici e delle riforme, con un impatto lacerante sui sentimenti popolari nei confronti dell'Europa. Sotto accusa stanno le regole dell'Unione Europea che obbligano a una dannosa e miope politica di austerità, come viene appunto dipinta da molti leader politici. Una politica resa ancora più severa dall'ultimo round di regole, quello che ha generato a metà del 2012 il nuovo accordo sul bilancio, il cosiddetto Fiscal Compact. Permane il vincolo del deficit pubblico non superiore al 3% del prodotto interno lordo, e in aggiunta si introduce un vincolo sul bilancio strutturale che non potrà presentare un deficit superiore allo 0,50 del prodotto interno lordo. Regola da introdursi nei singoli Stati con legge di rango costituzionale. Questo è l'accordo firmato nella metà del 2012. Rispetto al deficit che emerge dalla contabilità effettiva, quello strutturale
o normale o a regime o a medio termine o aggiustato per il ciclo che dir si voglia, nasce da una stima. Si tratta precisamente di stimare il saldo del bilancio pubblico una volta tolti gli effetti delle misure eccezionali una tantum e soprattutto tolti gli effetti della congiuntura economica, che potrebbe essere eccezionalmente buona, ossia con un PIL più alto e una disoccupazione più bassa del normale, o potrebbe essere eccezionalmente cattiva. È intuitivo il segno delle differenze fra i due deficit legate al ciclo economico, assumendo invariate le leggi di entrata e di spesa. In un'ottima congiuntura, quando le cose vanno particolarmente bene, il saldo effettivo del bilancio, alimentato da maggiori entrate tributarie e minori spese sociali, perché la gente sta meglio, sarà migliore del saldo strutturale. Al contrario, una recessione economica diminuisce il gettito e comporta in automatico maggiori interventi sociali, generando un saldo effettivo peggiore di quello strutturale. Un bilancio strutturale in pareggio contiene dunque una implicita flessibilità, però limitata. Potrebbe non bastare, sicché il Fiscal Compact prevede anche un'ulteriore flessibilità, ma questa è eccezionale, da concedersi con maggioranza assoluta in caso di grave recessione e sotto il vincolo che non ne risulti inficiata la capacità del Paese di tornare a un bilancio strutturale sostenibile. Si tratta di una regola controversa, in teoria, esplicitamente condannata da alcuni economisti premi Nobel, Feldstein, Krugman, Arrow, che considerano poco saggio privarsi di un'ampia discrezionalità in sede di bilancio. La politica americana, che ha avuto successo, ha fatto deficit ben superiori a quelli consentiti dalla flessibilità di bilancio e non sarebbe possibile appunto all'interno del Fiscal Compact. Ma di nuovo bisogna considerare i problemi, questa è l'osservazione mia, che nascono fra stati diversi, con i paesi formica che temono di doversi sistematicamente sobbarcare il peso del salvataggio dei paesi cicala. Si aggiunga che, anche considerando il vincolo nell'ambito di un singolo paese, è difficile negare la validità etica di una regola che vieta la cattiva prassi di cui l'Italia è stata triste campione di scaricare l'onere sui giovani attraverso il deficit e il conseguente aumento del debito pubblico. Tanto è vero che l'Italia, pentitasi del passato, ha adottato nel 2012 la stessa regola modificando l'articolo 81 della Costituzione, anzi ha voluto primeggiare, rinunciando al deficit di mezzo punto del PIL ammesso nel patto europeo e imponendo che il bilancio strutturale sia in pareggio senza sconti. Precisamente si impone che ogni anno il Fiscal Compact contiene anche una regola sull'obbligatoria riduzione del debito pubblico eccessivo. Precisamente si impone che ogni anno l'eccesso del rapporto tra debito e PIL rispetto alla soglia del 60% diminuisca del 5%. Quindi se noi abbiamo un deficit del 140 meno 60, l'80% del debito pubblico deve diminuire del 5% ogni anno. È una regola che aveva inizialmente creato molta paura, ma che in realtà appare meno vincolante di quella sul deficit annuo in una prospettiva di ragionevole crescita del PIL, perché il rapporto è fatto in termini nominali, quindi se abbiamo un 2% di inflazione, come appunto promette adesso la nuova politica monetaria, aggiungendo anche solo un 1% di crescita reale, insomma un po' di aritmetica dimostra che questa regola viene rispettata in automatica, quindi in realtà è proprio la regola sul deficit corrente quella che è più stringente. Certo che se il PIL non aumenta, neanche in termini nominali, o addirittura diminuisce, anche il vincolo sul debito diventa un incubo. Tracciato così il quadro delle regole, ci si deve ora pronunciare sulla possibilità per l'Italia di tornare a crescere nel rispetto rigoroso di queste regole. Non c'è ancora familiarità con le stime che sottendono il bilancio strutturale, questo nuovo riferimento, ed è quindi doverosa la riserva di approfondimenti,
tanto più che si è accesa una controversia tra uffici italiani e Comunità Europea sulla stima del PIL potenziale e quindi sulla stima dell'output gap, ossia della carenza produttiva che grava attualmente sull'Italia. Ma tutto sta a indicare che la flessibilità automatica contemplata nel Fiscal Compact non sia sufficiente per le manovre che l'Italia dovrebbe attuare per il rilancio. Ne basterà la coraggiosa politica monetaria espansiva che la Banca Centrale ha adottata e che si è ora dotata del nuovo strumento del quantitative easing, cioè dell'acquisto diretto di titoli pubblici. Si spiega nei manuali che la politica monetaria è come una corda attaccata dietro il carro dell'economia reale, può frenare ma non spingere. Se gli imprenditori non hanno prospettive di vendere con profitto i loro prodotti, non producono di più solo perché possono indebitarsi di più, anche perché spesso hanno impianti già non pienamente utilizzati. E d'altra parte le banche non possono dare credito a chi non è solvibile solo perché possono rifornirsi a basso costo presso la Banca Centrale Europea. Sia chiaro che è mossa esemplare, anzi provvidenziale, quella di Draghi, per 3 motivi. Perché garantisce che chi vuole crescere non troverà ostacoli sul fronte creditizio, perché induce a modificare in meglio le aspettative, sventando la minaccia della deflazione, che è esiziale per la crescita, poiché l'attesa di prezzi calanti induce a rinviare gli acquisti con un effetto paralizzante su tutta l'economia reale. E infine perché indebolisce l'euro sul mercato valutario e così facilita le esportazioni. L'anzidetta citazione da manuale della corda dietro il carro dell'economia che può frenare ma non spingere serve solo a ricordare che anche questo grande sforzo della politica monetaria europea può essere di ridotta o nulla efficacia se non sarà accompagnato da analogo sforzo della politica di bilancio europea, che rappresenta la vera corda attaccata davanti al carro dell'economia e quindi in grado di trainarlo. D'altra parte il quantitative easing è un passo avanti significativo sul piano oggettivo e sul piano psicologico, ma una politica espansiva Draghi l'ha già fatta da 2 anni, senza che ne abbiamo visto molti effetti, proprio perché manca il traino della politica di bilancio. Da questo punto di vista, il minor ritmo di crescita dell'Unione Europea rispetto agli Stati Uniti è il classico male che può generare un bene. Finora era solo il bacino mediterraneo a chiedere maggiore flessibilità, ora è tutta l'Europa che può trarre vantaggio da una coraggiosa politica di investimenti pubblici e da politiche di forte sostegno all'innovazione. Il che non significa mettere in discussione le anzidette regole a regime che sono sancite nei trattati europei e nelle legislazioni nazionali, addirittura nella nostra Costituzione dopo la riforma del 2012. Significa chiedere di elaborare un piano con deroghe per arrivare a regime, allo stesso modo delle cure al convalescente che servono a guarire e che cesseranno con la guarigione. Non appaiono altri spazi significativi di azione nel quadro attuale di rapporto interno dell'Eurozona, a mio modesto parere. La proposta di Luigi Zingales di un sussidio di disoccupazione gestito con fondi europei e soggetto a verifiche incrociate con ispettori tedeschi posti a controllo delle erogazioni in Italia e viceversa è molto suggestiva, ma è una proposta che si potrà avanzare quando l'attuale polarizzazione degli Stati membri sia superata e quindi la proposta possa essere vista come uno strumento assicurativo potenzialmente disponibile per tutti, ma fino a che rimane un flusso ben preciso e noto a priori tra chi dà e chi riceve, è chiaro che ci sarà il rigetto politico. Parimenti considero non realizzabile la soluzione degli Eurobonds, nonostante sia invocata da autorevoli economisti come Romano Prodi, Alberto Quadrio Curzio, Vincenzo Visco, Luigi Zingales e da altri anche fuori dal nostro paese, soprattutto nel prestigioso gruppo di Bruegel. A prescindere dalle varianti tecniche suggerite da questi autori, ovviamente tutte metodologicamente ineccepibili, essa implicherebbe in buona sostanza l'emissione di titoli pubblici a lunga scadenza, di bond appunto, garantiti dalle istituzioni europee e quindi da tutti i Paesi membri, finalizzati a finanziare il debito sovrano dei Paesi in crisi.
La garanzia europea consentirebbe di rifornirsi sul mercato a interessi ben più bassi di quelli oggi pagati dagli Stati indebitati, con forte e rapido sollievo della loro finanza pubblica. Nonostante l'appoggio di alcuni economisti d'oltralpe, non mi risulta che la proposta sia stata nemmeno mai presa in considerazione dalla Merkel. Credo che non sia difficile capire quali reazioni politiche scatenerebbe negli Stati virtuosi una proposta del genere, in cui l'opinione pubblica, incurante degli ineccepibili aspetti tecnici, vedrebbe soltanto l'idea di diventare garanti di debiti fatti da Stati considerati inaffidabili. A ben vedere, la politica di quantitative easing appena deciso dalla Banca Centrale, con un'assunzione di rischio collettivo per eventuali perdite al 20%, lasciando l'80% a carico delle banche centrali degli Stati membri, può essere vista come una lontana proxy delle emissioni comuni di debito europeo. Ma oltre non si può, per ora, andare, perché si supererebbe la disponibilità di quella che è la risorsa oggi più scarsa, ossia la reciproca fiducia. Ancora un attimo. Ecco, allora faccio una digressione, soprattutto a vantaggio dei miei amici economisti, per dire che ogni volta che penso ai problemi dell'Europa mi viene in mente un libro importante nella teoria economica, che è quello di Hirschman sulla strategia dello sviluppo. Lo sviluppo è tutt'altra roba dei paesi sottosviluppati, tutt'altra roba rispetto alla crescita dei paesi industriali maturi, ma nonostante la lontananza tematica c'è una questione di metodo che mi ha sempre colpito. Hirschman diceva: bisogna, quando si va a fare lo sviluppo, individuare la risorsa più scarsa, come in un sistema, no? Si va a individuare la strozzatura che scoppia per prima, e lì bisogna concentrare gli sforzi per trovare le strategie che consentano di utilizzare al meglio questa risorsa scarsa. Ecco, per me oggi la risorsa scarsa in Europa è la fiducia reciproca, e non ha senso in termini di policy, può essere un bellissimo divertimento intellettuale, provare, elaborare proposte che non rispettino questa realtà di una scarsa fiducia reciproca. Da questo punto di vista anche la più realistica apparentemente proposta di Giavazzi e Tabellini è eccessiva, e si propongono, visto che gli investimenti pubblici sarebbero provvidenziali ma hanno tempi tecnici notevoli di esecuzione, che la cura shock si avvenga dal lato delle entrate. Quindi tutti i paesi europei decidono simultaneamente di ridurre del 30% la pressione tributaria. E questo naturalmente produrrebbe subito effetti, quindi non c'è dubbio che in teoria funzionerebbe. Ma se vi mettete da parte dei paesi virtuosi, questo significa, va bene, concediamo ai paesi inaffidabili che non hanno rispettato finora le regole che pure hanno volontariamente sottoscritte, di andare tranquillamente in deficit in nome di un rilancio comune. Sarebbe letto come l'ultimo escamotage per non pagare il conto delle spese. Quindi io credo che sia soltanto attraverso una flessibilità di bilancio dal lato degli investimenti che siano anche molto controllati, che possiamo andare avanti. Quindi l'unica investimenti qui auspico in infrastrutture, in capitale umano, con una volontà di aggiustamento corroborato da effettive e significative riforme. E la flessibilità ottenuta proprio da ultimo dalla CEE, che parla esplicitamente, no, di un rispetto delle regole, però con deroghe che sono contenute in una clausola investimenti, per cui si esclude dal computo del deficit gli investimenti cofinanziati dalla Comunità Europea e si spera altri investimenti da essa approvati. Altra deroga con la clausola riforme, per cui in presenza di buone riforme la CEE autorizza il ritardo nell'equilibrio strutturale, pur rispettando il vincolo del deficit effettivo minore del 3%. E infine la clausola legata alla recessione, per cui in presenza di un output gap significativo viene concesso un ulteriore ritardo. Sul quanto di flessibilità, secondo me, non ci siamo ancora, ma è la strada giusta. Meglio è l'unica strada. Grazie.